Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Totaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar, in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In questo numero, tutto in 40 minuti, la SME si gioca i playoff con Codroipo. In pool promozione di Serie D, Portogruaro vince a Trieste e continua a sperare. I servizi su Dinamo Gorizia Sacile e Cervignano Aviano. A Caorle la festa provinciale del mini basket. Nel volley, Portogruaro pronto a giocarsi la B. Attesa a Concordia per il campionato nazionale MTB Marathon. Vincere a Bassano era fondamentale per la SME Caorle, 2 punti che galvanizzano un ambiente moralmente provato dalle tante traversie di questa stagione, in tal modo permettendo di arrivare all'ultimo e decisivo atto della regular season, avendo la possibilità di giocarsi il lascia passare per i playoff contro un Codroipo che a sorpresa ha vinto di 1 punto con Mestre. I gialloblu di coach Peraboschi anche in questa occasione hanno dovuto fare di necessità virtù per sopperire alle defezioni nel reparto dei lunghi, orfano di Markovic e Moluzzi. Più che buono l'approccio, con la SME che sfrutta la mano calda di Kresnar, Bovolenta e Dallovic per dare un primo scossone alla partita, andando a riposo lungo sul più 11, 34-45. Caorle sempre avanti, avendo la piena consapevolezza di essere padrona dell'incontro, tuttavia le rotazioni limitate e la conseguente necessità di inserire anche i giovani della panchina tolgono inevitabilmente esperienza al quintetto Caorlotto, tanto che Bassano recupera progressivamente sino a quasi a colmare tutto il gap all'inizio dell'ultimo parziale. Ad ogni buon conto Caorle riprende in mano la situazione, cacciando nuovamente indietro i vicentini grazie anche ad un'altissima percentuale di realizzazione dalla lunetta. In classifica intanto Odelzo è già sicuro di chiudere la stagione regolare al primo posto. Gli opitergini hanno vinto facile con Montebelluna, mentre Jesolo è stato fermato sul proprio campo dallo Jadran. Allora coach, siamo arrivati al dunque, ultima partita della stagione regolare contro Codroipo, un match che ovviamente siete obbligati a vincere.
Sì, una partita che decide un po' le sorti di questa prima fase, in cui noi auspichiamo di poter accedere ai playoff come era l'obiettivo stagionale. Ci arriviamo sicuramente in un modo inaspettato, in una stagione che è stata travagliata da episodi che ne hanno condizionato sicuramente l'esito finale, però nonostante questo siamo ancora qui e vogliamo giocarcela fino alla fine e cercare di ribaltare quella che è stata una delle prestazioni peggiori della stagione all'andata contro di loro e vincere qui invece ad Annone Veneto. Ma soprattutto vi arrivate dopo aver vinto con Bassano, il che è stata decisamente un'iniezione di fiducia un po' per tutti. Sì, vincere anche a Bassano non era facile per le assenze e in particolare anche per l'ennesima per l'ultima defezione di Moruzzi, che ci vedeva costretti a giocare con un solo lungo. Siamo riusciti comunque a fare una buona partita e a ottenere risultato. Peccato che non siano arrivate delle notizie positive dal campo di Codroipo, dove Mestre stava riuscendo a fare il colpaccio, e in quel caso, se battendo Codroipo, ci avrebbe garantito la matematica certezza di essere ai playoff già da ora. Quindi allora ve la dovete giocare, non sarà semplice, comunque avete dalla vostra la possibilità di passare anche perdendo, qualora si verificassero altri due risultati a voi favorevoli. Sì, è abbastanza improbabile che ciò accada, ed è anche per questo che ci concentreremo solo ed esclusivamente su quello che sarà il nostro obiettivo. Però è anche vero che potrebbe perdere Corno di Rosazzo a Jadran, o perdere Monfalcone a Montebelluna, e in quel caso noi comunque saremo matematicamente all'interno della griglia di playoff. Non dovessero arrivare, se per sfortuna doveste perdere, insomma non sarebbe un dramma, appunto perché in questa stagione ci sono state delle vicissitudini, come hai ricordato all'inizio, veramente incredibili per Caorle. Beh, qui si tratta soltanto di essere obiettivi. Noi quest'anno avevamo allestito una squadra che, a mio giudizio, l'ho detto anche all'inizio della stagione, era più forte ancora di quella della stagione scorsa, di quella che ci aveva permesso di arrivare in finale di playoff. Purtroppo, come sappiamo, la squadra che abbiamo adesso è completamente cambiata. Abbiamo perso giocatori fondamentali e sui quali avevamo investito anche a livello di budget. Sì. E questo non ci ha permesso di arrivare alla fine in una situazione sicuramente più comoda di quella attuale. E in pool promozione di Serie D ritorna al successo anche la pallacanestro Portogruaro. Per la terza partita consecutiva a Trieste, questa volta contro il CUS, i Granata si sono imposti 49-56, conquistando 2 buoni punti per continuare a coltivare il sogno di raggiungere la Final Four. Una partita vinta grazie ad un'ottima prova difensiva, Portogruaro sempre avanti nel punteggio, pur se si è trattato di un match proseguito punto a punto sino alle battute finali, quando, mettendo in evidenza un Pasquone in grande spolvero, i portoguaresi hanno allungato in modo decisivo grazie ai canestri di Tamassia e Marcon. Sabato si ritorna al Pala Lovisa contro Monfalcone. Sì, è stata una partita dura, nervosa, però siamo riusciti a vincere dopo 2 sconfitte abbastanza pesanti a Trieste, devo dire. Soprattutto perché giocando il venerdì eravamo arrivati abbastanza impreparati, perché, come già detto, abbiamo possibilità di recuperare gli universitari solo il venerdì, per cui dobbiamo trarre quanto di positivo fatto soprattutto nella metacampo difensiva. Abbiamo difeso duro, abbiamo difeso forte, e questo ci ha permesso anche di concederci qualche passaggio a vuoto in attacco, serata negativa di qualcuno dei nostri. Siamo lì, la classifica si è accorciata, non smettiamo assolutamente di crederci. Adesso arriva Monfalcone, che ha solo 2 punti più di noi domenica,
e vogliamo tornare in casa, vogliamo tornare a giocare in casa con una vittoria che ci permette di stare a 4-6 punti dal quinto posto, che è il nostro obiettivo. Guardando al resto della pool promozione, in classifica Casalsa ha espugnato Monfalcone, agganciando in vetta il Sokol Trieste alla prima sconfitta contro il Gearti Udine. Niente da fare per Sacile, che non riesce in alcun modo ad uscire dal tunnel di una crisi che ormai rischia di compromettere anche le possibilità di Final Four. Non è diverso il discorso per Aviano, che è caduta a Cervignano. Delle partite di Sacile e Aviano ci racconta come al solito Matteo Consonni. Andava in scena Gorizia, il big match della quinta giornata di pool promozione tra la Dinamo e l'Humus Sacile. Subito Nanut in penetrazione ad aprire i giochi, gran canestro per il numero 10 che si ripete nell'azione successiva, step back e tripla in faccia a Nicola Dalbello. Prova allora la squadra di Brecciaroli a reagire con Chiesurin, ma davvero non ce n'è, perché la Dinamo allunga grazie ai canestri di Federico Bullara e Roberto Bullara. Bellissimo qui il suo palleggio arresto e tiro, potrebbe chiudere con un ampio margine il primo quarto la squadra di coach Bonetti, ma la tripla di Bellinvia e questo end one di Simone Fabbro permettono agli ospiti di chiudere sul meno 5, 25-20 il punteggio al termine dei primi 10 minuti. Ancora Nanut fino in fondo, incontenibile per la difesa di coach Brecciaroli, tripla per Fabbro, tripla anche per Chiesurin, palleggio arresto e tiro per lui e Sacile che prova a rimanere attaccata al match, ma ancora Nanut con uno splendido gancio cielo riporta avanti la squadra di Bonetti. Jumper cadendo indietro per Federico Bullare, 48-39 per la Dinamo dopo i primi 20 minuti. Ancora Nanut strepitoso in faccia ad Alex Mulato, tripla per il numero 10, qui fino in fondo buca la difesa della squadra ospite, allunga in maniera abbastanza importante la Dinamo con la tripla di Roberto Bullara, ma non molla Sacile. Il terzo quarto è probabilmente il più spettacolare del match, allora suon di triple, la squadra di Brecciaroli rientra nella partita. Bellinvia qui ne segna 2 in fila, addirittura 29 punti nel terzo periodo per Sacile, ma allora ci pensa ancora lui, il solito Patrick Nanut. Devastante prestazione del numero 10, 76-68 al termine del terzo quarto. Fabbro ultimo a mollare, ci prova prima con la tripla, poi con il jumper cadendo indietro, ma è l'ultimo sussulto perché la Dinamo chiude il match prima con questo canestro di Tomadini, poi con i siluri ancora dello scatenato Nanut da 9 metri in faccia a Nicola Dalbello. Va a mettere la firma nella partita con l'ennesima tripla. Grandissima gara per Nanut, vittoria meritata per la Dinamo Gorizia che vince con il punteggio di 99-84, 43 per Nanut, 27 per Fabbro. Match importantissimo in quel di Cervignano tra i padroni di casa e l'Aviano Basket. Il vincitore avrebbe infatti raggiunto un posto utile per l'accesso alle Final Four, partita inaugurata dal canestro da mezzo angolo di Vassallo, tripla per Dalla Pozza che si ripete nell'azione successiva, scatenato il numero 8, grande partenza per Cervignano, prova ad accendersi allora Aviano con il jumper di Maki Bomben, ma i padroni di casa continuano a segnare con facilità. Altri 2 punti per Vassallo, più 10 per Cervignano. Aviano riuscirà a chiudere sul meno 5 il primo parziale coi canestri di Viel e di Maki Bomben, punteggio 17-12 in favore dei padroni di casa che allungano nuovamente all'inizio del secondo periodo con questa bella penetrazione di Contin. Lo stesso numero 4 cade all'indietro, trova un canestro difficilissimo. Aviano viene supportato solo dai numeri di Fabio Pivetta, 2 canestri difficilissimi per il numero 22, ma davvero non possono bastare alla squadra ospite che all'intervallo scivola sul meno 9 con questo canestro di
Vignoux. Dal rientro dagli spogliatoi la musica non cambia, continua Cervignano ad entrare con facilità nell'area avversaria. Allora Dario Starnoni chiama time out, decide di provare il tutto per tutto, schiera una zona cosiddetta bulgara che viene subito punita dalle triple del solito Dalla Pozza. La zona inizierà però a dare i suoi frutti con l'uscita dal campo del numero 8. Cervignano non segnerà per quasi 6 minuti, Aviano riesce a rientrare punto su punto dal meno 20 fino al meno 11 di fine terzo quarto con questo canestro di Luca Viel, punteggio 49-38, partita ancora viva, ma Aviano si addormenta all'inizio dell'ultimo e decisivo periodo e negli ultimi 10 minuti realizzerà solo 4 punti con Cervignano che dai là al lungo decisivo con i canestri di Fini e Contin. Qui il numero 14 fino in fondo a trovare un canestro davvero difficilissimo. Vassallo si gira bene sul piede perno, trova 2 punti nell'area. Il match viene chiuso da un altro canestro di Fini che buca per l'ennesima volta la difesa pedemontana. Punteggio finale 65-42, 13 punti per Contin, 16 per Viel. In promozione si ferma l'avventura della pallacanestro fossaltese. In gara 3 a Spilibergo è finita con la vittoria dello Spili Basket per 60-55 al termine di una gara che i biancoverdi erano riusciti a recuperare dopo essere stati sotto anche di 15. Lo Spili Basket affronterà in finale l'Azzanese. Nei play-out definito anche lo spareggio salvezza che come da previsioni sarà tra Balonsesto e il Fontana Fredda, che ha ceduto in gara 3 a Fiume Veneto. Nonostante la sconfitta subita con la cestistica rivana, Concordia applaudia la possibilità di giocarsi la permanenza in Serie B ai play-out con una giornata d'anticipo, dove sarà un affare esclusivamente con la ginnastica triestina. Scese in campo conoscendo già il risultato delle rivali giuliane, l'ultima gara casalinga della stagione regolare è stata di conseguenza affrontata senza grandi patemi d'animo, potendosi anche permettere il lusso di far riposare il gruppo delle udinesi impegnate questa settimana nelle finali regionali di categoria. Contro le gardesane Concordia ha fatto esordire la pivot cubana Perez, ma ha dovuto purtroppo fare i conti anche con il serio infortunio di Alice Paul. Primi 2 quarti giocati su ottimi livelli, riuscendo a tenere testa alle più quotate avversarie, andate a riposo lungo solamente avanti di 2 lunghezze, 33-35. Nel terzo e quarto le rivane cambiano marcia, ma è nell'ultimo periodo che scavano il solco vincente, trascinate da una Villarruel in gran spolvero, autrice di 18 punti. Un esercito di scoiattoli ha invaso domenica scorsa il litorale adriatico. Al Palamare è andata in scena la 9ª edizione della festa del minibasket della provincia di Venezia, manifestazione ludico-sportiva dove le classifiche proprio non contano. Grande divertimento in una giornata particolarmente intensa che ha visto confrontarsi in partite 3 contro 3 tanti cestisti in erba in rappresentanza di tutte le società della provincia. Voi di che squadra siete? Eraclea. Siete i più forti qua? No. Chi lo sa? Com'è andato oggi? Bene. Tutti alla grande, tutti contenti? Grande. E il vostro sogno è quello di diventare Michael Jordan. Basket Salzano? Esatto, bravi. Allora vi siete divertiti oggi? Sì, molto. E da grandi cosa volete fare? A chi volete assomigliare? Michael Jordan. Qui nasce il basket, qui i ragazzini che cominciano piccoli, questa è la prima categoria che gioca, che sono la categoria scoiattoli, che sono i 2000 i nati 2008-2009 di tutta la provincia di Venezia. E questa è la manifestazione che per la 9ª edizione, per merito soprattutto del basket Caorle, nella persona del suo presidente specialmente Corbetta, che facciamo questa edizione qui a Caorle. Il 14 di maggio la faremo uguale a questa, la festa provinciale, che sarà degli Aquilotti a Jesolo, il 14 maggio. Gli Aquilotti sono quelli nati 2006 e 2007, più grandi di loro, la categoria sopra la loro. Lui per esempio è un esempio di scoiattolo, che è proprio uno scoiattolone, e si chiama, se lei lo vuole sentire lui sa rispondere, Tommaso Favoretto. Sto facendo il campionato scoiattoli, siamo primi. E quanti anni hai? 8 anni. Gioca anche tua sorella che c'è bene? Sì, e gioca nello Spinea, mini basket Spinea. Sei divertito? Sì. Allora abbiamo vinto. Se sei divertito abbiamo vinto. Sì. Va bene? Sì. Grazie. Ciao. Tommaso. Grazie.
Ecco, diciamo, in questi 9 anni di Festa del Mini Basket c'è stata una crescita del movimento. Diciamo che è relativa la crescita, diciamo che siamo stazionari, per fortuna, non è che caliamo. Abbiamo sul Mini Basket della provincia di Venezia sono 4.500 circa iscritti al Mini Basket, tutte le categorie, dai pulcini alla esordienti, che è la categoria più alta del Mini Basket. Dopo esordienti saranno under 13, la prima categoria di giovanile. Ma possiamo fare questo, ripeto, per merito della gente che ci dà la mano, delle società, e in primis sono il Basket Caule, che c'è la nona edizione, ripeto, che facciamo qua, con veramente uno sforzo, che c'è da lavorare per queste feste qua, c'è molto da lavorare, e perciò non saremo mai tanto grati, infinitamente grati al Basket Caule che ci ha ospitati per 9 anni. Speriamo che vada avanti ancora, ma vedremo il prossimo futuro come si evolveranno le cose. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Totaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar, in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In Serie B maschile, dopo 4 vittorie consecutive, si è interrotta la serie positiva del Bibbione Mare. Al Pala Barbazza contro lo Sloga Trieste è finita 3-0. I litoranei hanno combattuto ad armi pari, specie nel primo e nel terzo set, ma alla fine non sono riusciti ad arginare i giuliani, per i quali la posta in palio era analogamente di grande importanza nella corsa per garantirsi la salvezza anticipata. A fare la differenza è stato soprattutto il servizio triestino, che i sandonatesi hanno sofferto molto. Per i ragazzi di coach Baldissin si ferma quindi la rincorsa verso la salvezza. I litorani hanno combattuto ad armi pari, specie nel primo e nel terzo set, ma alla fine non sono riusciti ad arginare i giuliani, per i quali la posta in palio era analogamente di grande importanza nella corsa per garantirsi la salvezza anticipata. A fare la differenza è stato soprattutto il servizio triestino, che i sandonatesi hanno sofferto molto. Per i ragazzi di coach Baldissin si ferma quindi la rincorsa verso la salvezza. A 4 giornate dal termine, 8 punti di distacco rendono quasi impossibile l'impresa. Il Bibbione Mare ha comunque il dovere di recuperare quante più posizioni possibili per sperare in un successivo ripescaggio. In vetta alla classifica continua la marcia del Prata, mentre alle spalle lo scontro diretto tra Bolzano e Mottes si è risolto in favore degli altoatesini, che staccano in seconda posizione i liventini.
Per il Bibbione Mare, che ormai ha poche speranze di evitare la retrocessione, in Serie C il Portoguaro, spazzando via letteralmente dal campo i veronesi del Bussolengo, si è qualificato matematicamente ai playoff per la promozione in Serie B. Non è sicuramente il punto d'arrivo per i biancoverdi. A 2 giornate dalla fine e con gli scontri diretti con le prime 2 della classe ancora da giocare, il sogno di conquistare la promozione diretta in Serie B non è ancora tramontato. Il Rival Lemene si è fatto festa per la conquista di un traguardo comunque storico, ma la testa è già rivolta alle prossime sfide. Beh, sicuramente è un'ottima partita, visto che all'andata da loro avevamo fatto un 3-2 molto sudato, quindi siamo contenti di sicuro del risultato. Soddisfattissimi di aver raggiunto finalmente questi playoff dopo anni di lotta in Serie C. E un ringraziamento di sicuro va al pubblico, che oggi ci ha dato una grandissima mano, è stato calorosissimo ed era il 7° uomo in campo. Capitano, lo stiamo dicendo ormai da un mese, adesso viene il bello. Sì, diciamo che non vediamo l'ora, siamo partiti ormai da 1 mese e mezzo fa, la prima di ritorno in trasferta. Da lì ci siamo detti non possiamo giocare come abbiamo fatto l'andata, potevamo dare di più, siamo partiti in quarta e la fame ci è venuta mangiando sempre di più. Adesso abbiamo raggiunto questo risultato, prima volta per noi, ce la godremo tutta quanta e non vediamo l'ora di giocare gli ultimi 2 scontri diretti contro la prima e la seconda per vedere se riusciamo ancora a guadagnare qualche punto in avanti. E con il vicepresidente Franco Gaiarin, adesso? Allora, intanto, prima cosa, dei ragazzi eccezionali, ragazzi e ragazze, perché abbiamo i vertici delle 2 piramidi, maschile e femminile, che stanno andando in maniera eccezionale, quindi grandi. Però adesso basta, perché adesso il rischio comincia a diventare sempre più palese, quindi bisogna stare molto attenti. No, assolutamente no, un campionato eccezionale, dei ragazzi fantastici, e sono veramente il vertice di una piramide che nella parte sotto è ancora più interessante di quanto sta dimostrando nella parte sopra. Noi siamo pronti a tutto, valuteremo, anche perché la Serie B è impegnativa da un punto di vista soprattutto economico, però intanto ce la godiamo, ci godiamo quello che hanno fatto, perché sono stati eccezionali veramente. Grazie. La Serie D femminile ha regalato un'altra giornata amara alla Pallavolo San Stino. La pesante sconfitta subita a Jesolo adesso ha di fatto aperto anche il baratro della retrocessione diretta. Portoguaro invece si è imposta al tie break davanti al Volley Annia e può permettersi di guardare ancora oltre, almeno al 4° posto e quindi ai playoff, traguardo che appare più che mai alla portata delle ragazze di coach Pasqualino Speranza. E dall'altra parte dell'Emene, Concordia ha compiuto un altro passo verso il ritorno in Serie D. In prima divisione il futuro è sempre più nelle mani delle biancorosse, soprattutto adesso che al successo concordiese con lo Iaders Venezia Lido ha fatto eco l'inatteso tie break del Clovia con il Volley Project, risultati che dilatano a 3 il vantaggio delle concordiesi sulla Cloviensi, un tesoretto da gestire in questo rush finale. Tutto è pronto per il via dell'8ª edizione della Marathon Valle Zignago, competizione che assegnerà il titolo nazionale AXI di Mountain Bike Marathon. Come da tradizione in riva al Lemene sono previsti al via oltre 500 bikers impegnati nei 3 percorsi preparati dall'organizzazione. La manifestazione quest'anno appunto si tinge, come dicevi, di tricolore, grazie al fatto che l'AXI ci ha fregiato di questa possibilità. E oltre al campionato nazionale AXI, ricordiamo che c'è una prova molto importante su cui Sagit Bike quest'anno e tutte le associazioni che hanno collaborato, che approfitto per ringraziare, perché ripeto sempre non è uno sforzo di una sola associazione, ma è un insieme di associazioni e del comune di Concordia Sagittaria che si impegna per portare a Concordia una manifestazione così importante. Quest'anno, dicevo, c'è la novità di una Extreme Marathon di 104 km per dare la possibilità a chi non ha mai visto, o anche comunque chi vuole cimentarsi su un percorso così lungo, ma soprattutto, come dicevo prima, chi vuole cimentarsi chi vuole scoprire un territorio che davvero offre veramente bellissimi squarci, bellissime situazioni, e che in 104 km sicuramente troverà pane per i suoi denti per riuscire, diciamo, a dimostrare tutto il valore. È una corsa molto lunga, sarà anche molto tecnica, ci sono dei passaggi nuovissimi, ci sono dei nuovi boschi, delle nuove realtà tutte da scoprire. Insieme quest'anno, come anche gli altri anni, ci sarà un'ecopedalata. Approfitto anche lì per dire 2 cose. Quest'anno l'ecopedalata arriverà in Valle Zignago con il ristoro, poi si rientrerà ovviamente a Concordia. La
la cosa aggiunta quest'anno è che in Valle Zignago ci sarà la possibilità, oltre che di ristorarsi, dopo aver fatto circa 14-15 km, prima di rientrare, di ascoltare una persona che spiegherà dal punto di vista faunistico e paesaggistico l'intera valle. Quindi è un'occasione anche lì per scoprire una valle che, ricordo, come ogni anno è di proprietà del dottor Pietro Marzotto ed è interamente recintata e inaccessibile in altre date, in altre occasioni durante l'anno. Noi siamo pronti, aspettiamo chiaramente tutti quanti a Concordia, anche chi vuole solo vedere il passaggio dei corridori, non solo chi vuole cimentarsi, chi si sta iscrivendo negli ultimi giorni alla manifestazione, quindi noi siamo là. Ecco, partenza ore 9:30, ricordiamo, è cambiato appunto il punto della partenza e dell'arrivo. È cambiato il punto di partenza e arrivo perché quest'anno tutto è concentrato in centro, non ci sarà più una logistica con il passaparti un po' distaccato, questo per dare ancora di più la sensazione di vivere la manifestazione in centro. Si partirà da via Carneo, che comunque è la via, diciamo, laterale rispetto alla partenza e all'arrivo dell'anno scorso. Ma è stato fatto tutto appunto per riuscire a far respirare proprio all'atleta, a chi vuole correre, insomma, di restare una giornata intera a Concordia. Ancora un weekend ricco di medaglie per il Judo Chiai Atena Portogruaro. Nel trofeo per esordienti svoltosi domenica scorsa a Montebelluna, vittoria per Pacco Di Luca, salito per la terza volta sul gradino più alto del podio nei 66 kg, e medaglia d'argento per Ludovico Curci, secondo classificato nei 45 kg. Sempre domenica la squadra di Catà ha partecipato a Cisarano, in provincia di Bergamo, al torneo delle regioni e ha ottenuto 2 medaglie importanti con gli azzurri Andrea Rizzetto e Tommaso Drigo, che si sono classificati al terzo posto nella specialità Neige no Kata. Marco Durigon e Benedetta Romeo invece si sono classificati terzi in Coppa Italia nel Juno Kata. Quinte classificate Giulia Zonta e Caterina Bozza. Prossimi impegni per il Judo Chiai Atena sabato prossimo a San Vito al Tagliamento per il campionato provinciale di Judo Libertas, dove è prevista la partecipazione di 40 atleti.